50 anni fa, il 27 marzo 1975, Fantozzi arrivava nelle sale italiane, dando vita a uno dei personaggi più iconici della commedia nazionale. Diretto da Luciano Salce e interpretato da Paolo Villaggio, il film ha inaugurato una saga che tra grottesca ironia e feroce critica sociale ha raccontato l'Italia del boom economico e delle sue contraddizioni. Il ragionier Ugo Fantozzi è un impiegato sottomesso e vezzato da superiori sadici e colleghi servili. La sua esistenza è scandita da continue umiliazioni, dal tragico tentativo di conquistare la collega Silvani alle assurde richieste della sua megaditta, passando per le grottesche situazioni che lo vedono sempre perdente. Tra corse disperate per timbrare il cartellino, vacanze disastrose e tornei aziendali surreali, il film trasforma la mediocrità in poesia comica, mettendo in scena una serie di episodi scollegati ma uniti da un unico filo conduttore: l'eterna sconfitta di Fantozzi davanti alla società. A distanza di 50 anni, Fantozzi continua a essere attuale, perché racconta con precisione il rapporto tra l'individuo e il potere, tra l'ambizione e la frustrazione. La sua comicità nasce dalla sofferenza, ma anche da un geniale uso del linguaggio, con espressioni entrate nel vocabolario comune, come la famosissima nuvola di Fantozzi. Inoltre il film offre uno spaccato impietoso dell'Italia anni 70, ma con dinamiche che oggi, tra precarietà e alienazione lavorativa, risultano attuali più che mai. Fantozzi non è solo un uomo sfortunato, è il simbolo dell'italiano medio schiacciato da un sistema che non lascia scampo. Paolo Villaggio lo rende un eroe tragicomico, capace di suscitare empatia e anche amarezza. Il suo servilismo esagerato e la sua eterna speranza in un miglioramento che non arriva mai lo rendono una figura universale, che travalica il contesto italiano e diventa un'icona della condizione umana. Fantozzi è per tutti coloro che vogliono scoprire un pezzo fondamentale della cultura italiana. È per chi ama la commedia che fa ridere e che fa pensare. Per chi ha mai sentito il peso di un sistema che sembra fatto apposta per schiacciarlo. E 50 anni dopo, Fantozzi non ha perso un briciolo della sua forza. Se il mondo è cambiato, le dinamiche di potere, le frustrazioni quotidiane e le piccole ingiustizie della vita restano le stesse. Rivedere oggi il primo capitolo della saga significa rendersi conto di quanto Villaggio avesse anticipato il futuro. Il lavoro sempre più alienante, la lotta per un riconoscimento che non arriva mai, il bisogno di appartenere a un sistema che non lascia scampo. Ma significa anche riscoprire il potere della risata come arma di sopravvivenza. Fantozzi è una lezione di umanità travestita da farsa. Un film che sotto le gag e gli eccessi nasconde una verità profonda. Siamo tutti, in qualche modo, dei piccoli Fantozzi, in bilico tra sogni e delusioni. E forse proprio per questo non smetteremo mai di amarlo.